Bene, un saluto quindi a tutti voi, grazie per essere intervenuti e un saluto anche a chi ci guarda da lontano. Il mio sarà un intervento un po' diverso magari dal solito, anche diverso rispetto a quello che forse qualcuno di voi avrà visto a Treviso, nel senso che questa sera non mi soffermerò dettagliatamente sulle cause, sulla constatazione della gravità della situazione che stiamo vivendo, ma faremo delle considerazioni un po' più politiche, un po' più sul da farsi, un po' più su, come dire, preso atto di questa situazione, su cosa possiamo ragionare, su quali sono i ragionamenti che possiamo fare a questo proposito. Allora, la premessa ovviamente è noi siamo il gruppo che 5 anni fa seppe organizzare con il consenso travolgente di tantissimi veneti il referendum digitale dell'indipendenza del Veneto. Penso che ve lo ricorderete, molti di voi se lo ricorderanno sicuramente. Quello fu un momento importantissimo anche perché segnò un aspetto fondamentale, oltre che per la prima volta e di fronte all'attenzione di tutto il mondo la volontà di indipendenza del Veneto espressa dai cittadini, ricordiamolo, più di 2 milioni e 100.000 veneti su 2 milioni e 3 che avevano partecipato al voto, e soprattutto lo testimoniò di fronte all'attenzione, al palcoscenico internazionale, ai media. Per la prima volta la questione veneta non fu più solo relegata a un dibattito all'interno del nostro territorio, ma fu una questione che seppe agganciarsi a livello mondiale alle grandi questioni indipendentiste che erano presenti e che sono presenti. Bene, oggi cosa succede? Innanzitutto sempre a livello internazionale constatiamo proprio che il vento dell'indipendenza è tornato a soffiare molto forte in diversi contesti. Prima di tutto vicino a noi, ovviamente lo sappiamo, la Catalogna, dove c'è un popolo straordinario che sta dando una dimostrazione impressionante di civiltà e di anche difesa di diritti fondamentali degli esseri umani, perché qui non stiamo più semplicemente parlando di diritto all'autodeterminazione dei popoli, di diritto all'indipendenza, stiamo parlando di diritti base come la libertà di opinione e la libertà di espressione, che vengono in un qualche modo repressi dallo Stato spagnolo, con il benestare, anche se vogliamo, di un'Europa che fa finta di non guardare e si gira dall'altra parte. Ma non c'è solo la Catalogna, ovviamente sempre in Europa sappiamo benissimo c'è la Scozia, ma non c'è solo l'Europa, c'è, come sappiamo benissimo, c'è il Kurdistan, dove c'è una situazione molto più grave, c'è un'oppressione anche quello un regime, quello turco, che addirittura non esita a invadere un altro Stato per reprimere quello che considera un proprio nemico storico. E qui stiamo parlando proprio di una calpestazione fisica violenta, stiamo parlando di guerra addirittura subita da un popolo che non trova pace nella storia e non trova nessun, come si dice, interprete della propria causa e nessuno sponsor a livello internazionale, se non tradimenti come l'ultimo perpetrato da Trump, che ha lasciato la porta aperta a Erdogan per trucidare i poveri curdi della Siria. Andando oltre, andando in Asia, assistiamo a uno sforzo eroico di democrazia a quel punto, nemmeno più solo di indipendenza, proprio di democrazia, una richiesta di democrazia forte che viene da Hong Kong, e dove c'è un popolo che continua a sfilare pacificamente per le piazze, a sfidare il regime. E lo stesso poco distante possiamo vedere a Taiwan, dove ci si appresta a rinnovare il presidente. Per la prima volta storicamente c'è stato un presidente indipendentista, una presidente indipendentista, e fra poco si andrà a rinnovare appunto
questa carica e la partita è molto aperta. Pensate insomma che come avversario ci sono ancora i nipotini Chiang Kai-shek del Kuomintang contro gli indipendentisti di Taiwan. Quindi è uno scenario, la questione dell'indipendenza è una questione internazionale, è una questione che, per quanto gli stati stiano cercando di reprimere in tutti i modi, non può essere repressa, perché fa parte della volontà, come si dice, intrinseca dell'uomo, e fa parte soprattutto di un suo diritto che infatti è sancito, come sappiamo bene, anche nello Statuto dell'ONU all'articolo 1.2 dell'ONU, ben impresso nella Carta delle Nazioni Unite, in quello che è il diritto delle genti, che sancisce proprio il diritto di autodeterminazione dei popoli, e in molti altri ambiti, come dire, ormai sempre più come prassi, se vogliamo, a livello di diritto internazionale riconosciuto. È chiaro che c'è una difficoltà, come abbiamo visto in questi scenari, quindi da questo punto di vista, se vogliamo, noi veneti siamo privilegiati, perché 5 anni fa abbiamo organizzato il referendum dell'indipendenza del Veneto e non c'è stata una repressione simile a quella che hanno subito i nostri fratelli e amici catalani, ma siamo riusciti ovviamente con, come si dice, con sapienza a inserirci nelle pieghe delle norme per poter esprimere questa nostra volontà forte, e l'abbiamo potuto fare e nessuno ci ha messi in galera. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che lottare, difendere i propri diritti fondamentali all'indipendenza in Veneto è più semplice che non in molti altri contesti, come abbiamo visto, dove invece gli stati non esitano a reprimerli con la forza. Quindi siamo privilegiati, siamo fortunati, e di questo dobbiamo essere consapevoli, perché nella nostra azione fondamentalmente noi stiamo parlando di un esercizio che è ancora un esercizio democratico, certo scalfito in moltissime parti, messo in gravissime difficoltà, come sappiamo, però fondamentalmente siamo ancora nell'alveo della democrazia, e questo è un grande privilegio, e possiamo dire pertanto che ottenere l'indipendenza in Veneto sicuramente è più semplice che non ottenerla in quei contesti che vi ho descritto poc'anzi. Questa è la considerazione di base. È chiaro che, venendo a noi, venendo al nostro scenario, invece qualcosa è cambiato rispetto a 5 anni fa. Sicuramente, come sappiamo, a livello italiano è stata organizzata una campagna impressionante nazionalistica, che ha visto come proprio primo interprete, come sappiamo bene, la Lega, che da partito come dire, che prendeva i voti in Veneto nel nome dell'autonomia, o meglio anche al tempo dell'indipendenza, è diventata un partito che adesso come slogan ha prima gli italiani, quindi siamo esattamente all'opposto. E comunque è innegabile il fatto che è un partito che in questo momento sta raccogliendo un consenso enorme a livello italiano e anche ovviamente in Veneto. Le ultime elezioni regionali hanno preso praticamente la maggioranza assoluta assieme agli alleati, ma anche potrebbero farcela anche da soli in certe considerazioni. Cosa è successo nel frattempo in Veneto? Non si può dimenticare che 2 anni fa c'è stato, proprio per volontà della Lega e dei partiti presenti in Consiglio regionale, come risposta al nostro, bisogna dirlo, alla nostra opera al referendum digitale di indipendenza del Veneto, il Consiglio regionale, la politica veneta si era trovata, ricordiamocelo, messa in un angolo, se ne è venuta fuori con il referendum sull'autonomia, e tantissimi veneti come sempre hanno risposto, perché a questi appuntamenti i veneti rispondono in massa, perché affermano la loro volontà di libertà, che in quel caso era espressa da un quesito a favore di un'autonomia che noi tutti sappiamo essere stata un'autonomia che io definisco farlocca, cioè falsa, però il fatto sta che era comunque una voce di libertà espressa. Nessuno può nascondere però che ormai a 2 anni abbondanti da quell'evento, quella richiesta, quel voto comunque espresso a grandissima maggioranza di veneti è stato tradito, perché è qualcosa che non ha portato a nessun risultato.
E per mano di chi? Per mano di qualche nemico lontano? Per mano di... No, per mano della stessa Lega, che è stata al governo per moltissimo tempo, per più di un anno, per 14 mesi, e non ha certamente puntato i piedi sul tema dell'autonomia, e con la collaborazione di tutti i partiti italiani. Sulla scorta di questo, di comunque un qualcosa che noi sappiamo essere irraggiungibile in Italia, perché l'autonomia, lo sanno anche i sassi, non può essere ottenuta tecnicamente in Italia, perché serve la maggioranza assoluta dei parlamentari per fare una legge dello Stato, ormai l'avrete capito dal dibattito in questi mesi, e noi lo dicevamo molto prima. Per avere una maggioranza parlamentare ti serve una maggioranza dei rappresentanti di tutta Italia, cioè ti serve fondamentalmente un voto che proviene da una cosa come, senza andare a contare gli aventi diritto al voto, prendiamo tutti gli abitanti, che proviene da 30 milioni di abitanti sui 60 presenti in Italia. È impossibile. È impossibile, perché sappiamo benissimo che in realtà questo non può avvenire, perché i soldi dei veneti, che sono la questione in discussione, servono a mantenere gran parte di questa popolazione. Quindi l'autonomia non potrà mai essere concessa da chi usufruisce del furto dei nostri soldi. Sappiamo bene che ogni anno dai 15 ai 20 miliardi di euro vengono sottratti, vengono rubati al Veneto rispetto ai 70 miliardi che paga di tasse. Quindi 70 miliardi vengono pagati, circa una quindicina tra regione e enti locali vengono distribuiti sul territorio, un altro 25-30 circa viene speso dallo Stato centrale. Alla fine restano 15-20 miliardi che non tornano sotto nessuna forma qui in Veneto. Questi soldi servono a mantenere tanta gente, inutile nasconderlo, servono a mantenere la politica, servono a mantenere interi strati di popolazione che spesso è nulla facente, pensiamo al reddito di cittadinanza, servono a mantenere un sistema previdenziale che non sta in piedi e che viene tenuto in piedi grazie al furto fiscale del Veneto. Allora, quella dell'autonomia è un'autentica bufala. Perfetto. Cosa succede nello scenario? Che nel momento in cui viene meno la bufala dell'autonomia portata avanti dalla Lega, che in un qualche modo quasi sì, la dice, non la dice, ti viene fuori un altro soggetto politico che si definisce territoriale e che invece dice, uno si aspetterebbe che dicesse indipendenza, e invece ti dice autogoverno. Mi riferisco al neonato Partito dei Veneti. Il neonato Partito dei Veneti, invece di portare avanti il tema dell'indipendenza, ti porta avanti il tema dell'autogoverno, di fatto dell'autonomia. Ma come? Non c'è riuscito Zaia, non c'è riuscito Zaia con Salvini, non c'è riuscito Zaia con Salvini con tutto il governo dalla sua parte. E pensi di riuscirci tu? Con un altro partitino? Ma se ti bastano, se anche prendessi tutti i voti dei veneti, tutti, 100%, ti bastano 20 deputati della Campania per sconfiggerti in Parlamento. Dove pensi di andare? Allora, qui ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, cioè, da una parte abbiamo la lealtà al sistema italiano, la Lega, Zaia, Salvini, lo dice prima gli italiani, cioè, quella è l'espressione massima del dire ok, mi va bene l'Italia così com'è, sì, mi derua, ma mi va bene. Di fronte a un'altra situazione che è quella che dice no, vabbè, protesto, ma no, non mi va bene. E cosa protesto? Una protesta sterile che ti richiede l'autonomia, che sai che è impossibile. Avete quindi capito che di fronte a questa situazione si è reso obbligatoria una partecipazione alle prossime elezioni regionali di una forza che dica no, nessuno può toglierci il diritto alla indipendenza del Veneto. Ecco perché plebiscito.eu
ad un certo punto, con riluttanza, devo dire con estrema riluttanza, è stato costretto a dire: bene, la Lega non lo fa, il Partito dei Veneti non lo fa, lo facciamo noi. D'altra parte lo abbiamo fatto 5 anni fa in internet e adesso lo riproponiamo ai cittadini, che potranno scegliere se essere leali all'Italia andando a votare Salvini o qualsiasi altro partito italiano, o anche astenendosi, perché alla fine fanno il gioco di Salvini, è sempre la stessa logica. Chi si astiene porta voti a Salvini, porta fieno nella cascina a Salvini. Se tu voti PD è come dessi 2 voti a Salvini, se tu voti o 5 Stelle dai 2 voti a Salvini, perché la gente li odia e quindi ti votano Salvini ancora di più. Quindi hai Salvini, oppure protesti sterilmente con il Partito dei Veneti e chiedi l'autonomia, oppure dici: io voglio la mia indipendenza prima di tutto come persona e l'indipendenza del Veneto, e a quel punto puoi scegliere plebiscito, punto. Ecco perché è diventato fondamentale raggiungere questo obiettivo e permettere ai veneti di scegliere per la propria libertà. È fondamentale, altrimenti viene cancellata dal Veneto l'opzione dell'indipendenza dalla prossima tornata elettorale. Noi ci eravamo quasi come illusi che non servisse che dovessimo presentare alle elezioni, e invece no, ci dobbiamo essere, perché se non ci siamo noi non c'è l'indipendenza del Veneto. Se non ci siete tutti voi, non c'è l'indipendenza del Veneto. E questa è l'opzione fondamentale che bisogna dare ai nostri concittadini. Anche perché abbiamo un grande lusso rispetto, come abbiamo visto, agli altri popoli vicini a noi. Noi possiamo ancora muoverci nell'alveo democratico. Noi veneti abbiamo questa fortuna. E tra l'altro abbiamo un'altra grande fortuna, perché se ci rubano questi 15-20 miliardi di euro ogni anno, vuol dire che probabilmente non possono nemmeno bastonarci più di tanto, perché andrebbero a bastonare chi li mantiene. È quindi ovvio che l'unica possibilità che ha lo Stato italiano di mantenerci, di cercare di mantenerci schiavi per mantenerli, è semplicemente quello di creare questi specchietti di allodole, di partiti che dimostrano, come si dice, una cosa e poi ne fanno un'altra. È per questa ragione che è diventato assolutamente mandatorio che plebiscito.eu faccia questo passo, e per questo ci stiamo organizzando e ci stiamo muovendo città per città, e soprattutto nel web e nei social, per portare avanti questa battaglia. È chiaro che c'è un ostacolo, ci sono degli ostacoli per ottenere questo obiettivo, ma allora diventa fondamentale l'azione delle persone, di tutti noi, diventa fondamentale la nostra capacità di coinvolgere i concittadini che sono silenti, sono dormienti, sono distratti, lo sappiamo tutti, sono disillusi dalla politica, però bisogna far partire questo tam tam, lo diceva prima Marzia, è fondamentale, e diventa fondamentale soprattutto l'uso, anche in questo caso, del mezzo digitale, perché è inutile nascondersi le realtà dei fatti. Rispetto a qualche anno fa, oggi le campagne elettorali si vincono via internet, si vincono su Facebook, si vincono su Twitter, si vincono su Instagram, si vincono su questi nuovi mezzi su cui passa la comunicazione, su cui passano le espressioni di fiducia delle persone, su cui passano le idee. Ecco quindi che diventa fondamentale che tutti noi seguiamo i canali digitali che sono stati creati, in particolare su Facebook, la pagina Facebook di Plebiscito, la pagina Facebook della mia persona, i canali nuovi su Twitter, su Telegram, mezzo potentissimo, e soprattutto che ci prepariamo a coinvolgere le persone per arrivare all'appuntamento di primavera, inizio estate, fine primavera, inizio estate, maggio, giugno, più o meno quando sarà fissato, pronti con la struttura rodata per fare la raccolta delle firme.
Non è detto che siamo obbligati a farla, non è detto, perché c'è comunque la legge regionale che permette, come dire, degli strumenti che possono evitare di raccogliere le firme, però c'è una forte probabilità invece che per quanto riguarda plebiscito.eu ci sia questa esigenza. Probabilmente saremo l'unica forza che dovrà raccogliere le firme nel territorio. Per farlo ci serviranno più o meno, se si fanno i calcoli di quante firme servono, una quarantina di persone per provincia, per le province più grosse e la metà per quelle più piccole, per essere in grado di portare avanti, di raggiungere questo obiettivo. Non è un compito impossibile, in alcune province siamo già più avanti, in altre stiamo costruendo i presupposti per farlo. E è chiaro che se nel frattempo riuscissimo ad avere la possibilità di evitare la raccolta delle firme, la eviteremo, però è altrettanto evidente che se avremo nel frattempo saputo costruire una struttura che le può raccogliere comunque, questa struttura sarà fondamentale poi per portare avanti diciamo, la campagna, la propaganda appunto di plebiscito nel territorio. Fondamentalmente si è creato un vuoto, questa è la ragione per cui è stato necessario, e tra l'altro si è creata una grande opportunità, non nascondiamocela, per il nostro movimento, per portare ai veneti la bandiera della indipendenza del Veneto, che è l'unica reale via d'uscita da questa situazione, come sappiamo, perché è l'unica che non passa per Roma. È chiaro che si dialogherà con Roma, ci saranno i negoziati, nel momento in cui si riuscirà ad avere la maggioranza a favore dell'indipendenza del Veneto in Veneto, anche a livello regionale, cosa che oggi non c'è, partiranno tutte le azioni necessarie per far sì che si faccia forza, si faccia dalla base della vittoria già nel referendum digitale per l'indipendenza del Veneto, si costruisca nei fatti l'indipendenza. Si creeranno i presupposti, ovviamente inizialmente non faremo, magari potendo essere, come dire, far tesoro dell'esperienza dei catalani, eviteremo alcune, come si dice, impasse che hanno caratterizzato l'azione in Catalogna e costruiremo per esempio dei sistemi che possano essere alternativi ai sistemi italiani, per esempio nel campo delle telecomunicazioni, nel campo dell'informazione e di altre componenti critiche che sono necessarie nel momento in cui tu ti confronti con lo Stato italiano su questo tema. I catalani hanno avuto gioco facile, ovviamente, e noi ovviamente faremo tesoro di questa lezione. E anche per questo ci serve diciamo, conquistare la maggioranza in regione. Ovviamente all'inizio magari la maggioranza sarà relativa, si comincerà ad avere una presenza, si comincerà a creare il primo nucleo, però noi sappiamo che una volta che tu sai creare il primo nucleo, sai creare l'avanguardia dell'azione politica, a quel punto diventi il catalizzatore dell'azione politica stessa e quindi avremo tutte le forze che si coaguleranno attorno a questa idea. Però ci deve essere l'indipendenza, chi porta avanti l'indipendenza come primo obiettivo, come primo e unico obiettivo in regione. Se non c'è plebiscito, non c'è nessuno che lo fa. Se non ci siamo noi, non c'è nessuno che lo fa. Se non ci siete voi, non c'è nessuno che lo fa. È quindi una grande opportunità, ma è anche un grande dovere che noi abbiamo come Veneto. È un grande dovere perché non nascondiamoci un aspetto importantissimo. Questo avviene in un momento storico in cui abbiamo intrapreso una tendenza molto molto pericolosa. Voi sapete che ogni anno vanno via dal Veneto 15-20 mila veneti e spesso sono le persone con più capacità, quelle che magari conoscono una lingua, che sono laureati, i nostri giovani magari su cui abbiamo investito un bel po' per farli studiare, e questi se ne vanno ogni anno inesorabilmente, anno dopo anno. E questo voi capite che inevitabilmente va a far invecchiare sempre di più il nostro Veneto e a farlo impoverire sempre di più. Se noi perdiamo questo momento fondamentale che stiamo vivendo e che si consumerà da qui a pochi mesi con le elezioni regionali,
ci toccherebbe aspettare fra 5 anni, ma fra 5 anni quale sarà la forza, quale sarebbe la forza che avrebbe il Veneto per portare avanti la bandiera dell'indipendenza, se nel frattempo le sue risorse migliori hanno dovuto andarsene all'estero, perché qui non possono più nemmeno sognare. È quindi assolutamente mandatorio, fondamentale, obbligatorio, che tutti noi ci impegniamo per portare questa bandiera a librarsi con la forza del vento dell'indipendenza in tutte le piazze del Veneto. La bandiera di San Marco, la bandiera di plebiscito.eu. È la bandiera di chi ha saputo porre la questione veneta all'attenzione del mondo intero, sdoganarla dalla provincia italiana, dalla provincetta italiana, dall'Italietta maledetta, che con l'inganno da un secolo e mezzo sta tentando di interrompere la nostra storia più che millenaria. Ma la forza di Venezia, la forza del Veneto, la forza dei Veneti è superiore a questi mezzucci di una classe dirigente da poco, che dirigente non è, una classe parassita, che ha l'unico proprio interesse, l'unica forma di affetto verso i Veneti che è rappresentata dalle nostre tasse, dal furto delle nostre tasse. Sappiamo benissimo che diciamo, questa situazione sta andando a incrinare quelli che sono i fondamentali dell'economia del Veneto, la situazione italiana, il malgoverno italiano. Sappiamo benissimo che di fronte all'attuale tendenza portata avanti da quello che è un governo di fatto di estrema sinistra, che si è andato ad instaurare, ma anche qui è un po' ridicolo parlare di governi di estrema sinistra, perché anche quelli che sono stati definiti governi di destra sono governi di estrema sinistra in Italia, perché tutti vanno a mettere le mani nelle tasche dei veneti per mantenere in piedi questa baracca. Alla fine sono tutti governi comunisti fondamentalmente, di estrema sinistra. Oggi e ieri, l'altro ieri è venuta fuori una previsione da parte del Fondo Monetario Internazionale, oggi dell'Unione Europea, che stanno mostrando, come dire, degli scenari assolutamente da paura. Ieri il Financial Times ha riportato la notizia per cui l'Italia è diventata il soggetto più a rischio d'Europa, cioè il soggetto, lo Stato più rischioso a cui prestare i soldi. Finalmente abbiamo superato la Grecia, è stata difficile ma ci siamo riusciti. Ieri ufficialmente l'Italia è diventato lo Stato europeo più rischioso a cui prestare i soldi. Oggi l'Europa non sapeva nemmeno come dire, con imbarazzo, che insomma sì, con questa manovra, ma in generale la situazione per i prossimi mesi italiana è destinata a non certo ad avere uno scenario roseo. La disoccupazione va come va, la curva del debito non accenna a diminuire, anzi continua ad aumentare. La situazione poi con le ultime chicche, tipo appunto dell'ex Silva, come avete potuto vedere in questi giorni, dimostra anche come si dice, l'assoluta mancanza di serietà di questi governanti, che non sanno più nemmeno cosa andare a dire alla gente per dimostrare la propria competenza. Riescono a fare tutto il contrario di tutto nel giro di pochi mesi, sia da una parte sia dall'altra, perché abbiamo appunto i 5 Stelle che vanno a dare il pretesto all'investitore dell'ArcelorMittal di levarsi di scena perché gli tolgono lo scudo penale. Dall'altro abbiamo quell'altro componente di governo che c'era prima, la Lega, che sembra abbia investito 300.000 euro di bond proprio di ArcelorMittal, quindi non si capisce bene che ruolo abbia giocato in tutta questa vicenda. Quelli del PD che non sono d'accordo tra di loro, non trovi due che abbiano la stessa idea a questo proposito. Il ministro dell'epoca PD che è uscito dal PD, Calenda, che spara a zero su tutti. Insomma, è una situazione che oggi è andato, come si chiama, il premier
Giuseppi Conte a Taranto, e poco ci manca che insomma prenda anche le botte dalla gente. Per cui è veramente uno scenario, quello italiano, assolutamente destinato al deterioramento, al degrado nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e noi come veneti abbiamo il dovere, oltre che il diritto fondamentale, ma il dovere verso noi stessi e verso le giovani generazioni, che sono quelle che stanno pagando il conto più alto, dobbiamo dircelo. Qui magari i giovani sono pochi, ma dobbiamo dirlo che è aumentata tremendamente la povertà, anzi la fascia di età più povera della popolazione è rappresentata proprio dai giovani, a un livello che nel resto d'Europa nemmeno si sognano. I veri poveri sono i nostri giovani, che infatti sono anche costretti a scappare da questa terra. Noi dobbiamo invece creare le condizioni, assolutamente, perché questa diventi una terra in cui sia possibile nuovamente sognare. Dobbiamo creare le condizioni perché siano gli altri giovani delle altre parti del mondo che vogliano venire qui a realizzare i sogni della propria vita, e non i nostri che scappano altrove perché qui non possono più sognare e hanno solamente un'unica grande certezza, che è quella dell'incubo di restare sotto il peso malefico dello Stato italiano. Ecco perché Plebiscito.eu ha deciso di interrompere questa narrativa terribile che si era instaurata e che ci aveva fatto dimenticare, andatelo a leggere sulle pagine dei giornali, l'obiettivo principale, prioritario dell'indipendenza del Veneto. Ci avevano ingannati, erano riusciti a portare al primo punto dell'agenda l'autonomia del Veneto, cosa impossibile da ottenere, come sappiamo. E noi abbiamo il dovere morale, oltre che il diritto, di riportare al primo punto dell'agenda politica l'indipendenza del Veneto. Solo noi lo possiamo fare, perché noi per primi abbiamo saputo farlo a suo tempo attraverso l'uso della rete internet, e oggi dobbiamo farlo nelle urne elettorali. Ecco cosa volevo dirvi questa sera. Grazie, e viva l'indipendenza del Veneto, e viva la nostra serenissima Repubblica, e viva la Repubblica Veneta che verrà grazie a questo obiettivo che sapremo cogliere tutti assieme. Grazie.